con la paura di assumersi responsabilità si è esagerato nel chiudere le scuole, perché io parlo della mia provincia, quasi tutta la provincia di Verona ha avuto le scuole chiuse, compreso il capoluogo. Pericoli di esondazioni non ce n'erano. Giusto essere prudenti, ma non per scaricare le responsabilità e scaricarsi così la coscienza. Flavio Tosi, leader di Forza Italia, durissimo oggi contro i provvedimenti presi dai prefetti anche su indicazione dei primi cittadini. Un'emergenza, insomma, che per Tosi di fatto non ci sarebbe stata, non dovunque, non tanto da mettere in difficoltà le famiglie che si sono dovute organizzare in pochissimo tempo. Ci fosse una reale emergenza, un pericolo di esondazione, è vero, capisco, ma in realtà questo problema non c'era e non c'è. È stato un sindaco, Flavio Tosi, sono sicuro, che capisce certe scelte e tenta così di smorzare la polemica l'alleato del centrodestra e presidente ANCI Veneto, Mario Conte. Poi con il senno di poi magari alcune zone non sono state così tanto colpite, ma dico per fortuna, meglio essere più prudenti che troppo leggeri. Come il presidente della provincia di Treviso, Stefano Marcon. La prudenza che bisogna mettere in pista quando ci sono queste attivazioni, questi stati di allerta, aiuta a far sì che i danni siano molto 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 limitati. Questa è la sostanza. Poi se qualcuno critica perché non è successo niente, si poteva qua, quindi là, non c'è niente da fare, ci sono e ci saranno sempre. Conte ha elogiato oggi l'operato dei primi cittadini, sempre in prima linea a fianco della protezione civile. Un grazie ai volontari, ai cittadini, ai tecnici, alle forze dell'ordine. Ora, dice, l'obiettivo è riportare l'attenzione sul rischio idrogeologico del nostro territorio. Dobbiamo continuare in modo attento, scrupoloso e anche severo a evidenziare quelle che sono le potenziali criticità da un punto di vista idrogeologico dei nostri territori per chiedere soluzioni.